super zuppa inglese che faccio oggi. Mamma, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Ma che senza ci manca Ma tre. perché tu sai fare zuppa inglese? Aprite e faccio pizza, la zuppa inglese è cosa tua. Il mio amico Enzo Argentire, il mago di Oz su TikTok. Buonasera. Il migliore per la zuppa inglese e per tutti i dolci della pasticceria Santoro. Al Vomero. Questa è la torta di quando sono nata io, quando mi hanno fatto il battesimo. Mia mamma e mio padre mi fecero la zuppa inglese, perciò ti ho chiamato, per un ricordo del cuore. Ma quale onore? Facevo questa preparazione, Andiamo. Fare il pan di Spagna, buono come una pasticceria, una casalinga, come da fa? Facilissimo, basta usare 6 uova, facciamo 6 uova, 160 g di zucchero e 170 g di farina. Questo è il pan di Spagna che verrà. Ok? Ovviamente uova e zucchero in planetaria a montare finché non diventa una bella schiuma, poi aggiungiamo la farina setacciata, sempre in senso orario, Poco alla volta. lo sbagliamo dentro il ruoto Dentro e il lo ruoto. mettiamo dentro il forno. Esatto. È pronto il pan di Spagna. Allora, come prima cosa andremo a tagliare il pan di Spagna. Lo taglieremo in 3 strati. Mary, tieni la forbice. Poi tengo la forbice mamma. Dovete sapere che io e Enzo abitavamo palazzo e palazzo, le nostre mamme erano culigine insieme e si affacciavano dal balcone e si facevano la chiacchierata. Vai. Bellissimo, Ma bellissimo. questo che liquore è? Questa è la Keynes. Alchemis, ma se non si trova all'Alchemis, diciamo che non è molto facilmente reperibile, una signora in casa che cosa può usare? La strega. A strega, La strega. come a me. Come te, brava. Vabbè. Allora, E questa? questa è la crema pasticcera. Allora, come questa la fai? per fare la crema pasticcera facciamo 1 litro di crema. Possiamo fare 1 litro di latte, mezzo chilo di zucchero, 6 tuorli d'uovo e 130 g di amido o Di di mais. riso o di mais o di riso. Vabbè, la procedura la conosciamo un po' tutti, è semplicissima. Mangiare. Come no? Vedi, passami ciliegia. C'era la sella. C'era. Sono buona. Ciliegie sciroppate, giusto? Sì, queste devono essere messe in abbondanza. È il Che cuore non ci della mette, che non ci zuppa trova, mette. Un altro strato. questo. A questo punto va messo un altro strato, sì, perché se Wow. mettiamo il pan di Spagna sopra alle amarene non attacca, capito? Ah, ci capite. Vai. Ciao. Vedi. Ognuno ha il mestiere suo. Mi sto sentendo male. La sua rimane per fare le pizze dritto con me. Voglio bravo. vedere. Ma ci sto, non ne sta ci fa. Allora, Questo è l'ultimo strato di crema, giusto per poi metterci l'ultimo strato di pan di Spagna. Ecco qua, abbiamo concluso per adesso e diciamo. Ecco qua. Gli stai dando la forma un po' a cupola, come se fosse un zucchotto. un zucchotto, ma la zuppa inglese ha questa adesso. Bella, mamma mia ragazzi, che profumo. Vedete? Quella bella meringa sopra, come la facciamo? Ora faremo una bella meringa morbida e useremo 300 g di bianco d'uovo e 600 g di zucchero, ok? In planetaria. In planetaria. Mi raccomando, i bianchi devono essere freddi. Vai Mary, inizia a mettere una parte dello zucchero. Adesso inseriamo lo zucchero, un po' alla volta, vero maestro? Una parte adesso. Ok, va bene. Adesso inseriamo una bustina di vanillina. Enzo, è pronto? Bellissima. Oh, mamma mia, che panna! Questa è panna montata, guardate qua. Pronti? Prontissimo. Quindi? Allora, una parte la useremo per ricoprire la torta. Ah, ecco, per fare tipo glassa. Per dargli una... tipo Una glassatura? Sì, una copertura che poi servirà nel forno, eviterà di farla Per gonfiare. uscire i liquidi Sì. anche. Adesso facciamo la vera e propria meringa. Bravi, la dobbiamo ricoprire adesso.
fammi vedere. Wow. Ecco, Adesso l'ultimo passaggio fondamentale è quella del forno. Andremo a metterla nel forno a 160 gradi. per fare la meringa sopra, quella là Sì, bella per farla croccante. cuocere. Ecco qua ragazzi, è pronta. Mamma mia. Come vedete è È una meringa morbidissima. morbidissima, vedete? Siamo pronti? Siamo pronti, siamo pronti. Quindi andiamo a mettere a spolverarlo con lo zucchero. Questa vi ricordo è una meringa morbida. Questa a taglio deve essere morbida, ok? Enzo, a volte mi dicono, vabbè, tu sei geloso, sei invidioso, siccome io ho scelto la zuppa inglese perché è la torta del mio battesimo, a qualcuno sai come risponde? Dico, sai che tengo ancora un coppo stomaco, a cerasella, la zuppa inglese, lo battesimo mio, come posso essere geloso di te? Sai bene? Faccio buono, Benissimo. Fiorellino. Vai, mettine 5. 5? Questa qua non si può mangiare, mo, sto come una pazza, quindi la posso mangiare anche stasera, giusto? Giustissimo. Però, siccome io condivido tutto con il mio staff, questa qua domani me la porto in pizzeria e me la mangio con i ragazzi. Benissimo. Che dici? Benissimo. Enzo, ma mi prometti che ritorni qua per fare un altro dolce? Certamente, come no? Questa è stata una cosa un po' più complicata, però io la tenevo in canna. Ma Enzo ritornerà per fare un bel dolce per voi, per tutte le casalinghe. Mua. Ragazzi, guardate qua che vi ho portato. Ieri è venuto il mio amico Enzo, il pasticcere, e abbiamo fatto questa torta insieme. La volete una fella? Ok. Oh, che cos'è? Pazzo. Guarda qua, va. Belle? Guarda, mangiare, bellissimo. Tu ti mangi pure il prete, tu. Signora Mari mi ha scordato la crema del frigorifero. Tu sei esagerato, tu pure poche crema con. Come di me? Non ti trovo più. Un po' più. Abbassa. Posso farci costumari? Prego. Buono. La fine romulo. Squisito, veramente. Squisito. Tu finisci giù. Oh Fiorellino, guarda.